è veramente mancata e manca ancora, purtroppo. Se qualche artista che ha cercato di fare qualcosa, ma è mancata veramente la propaganda da parte degli artisti sardi su quello che sta succedendo nella nostra vita. Quindi faccio anche i nomi proprio, magari i gruppi che conosciamo, Gazzetta, Fresu e altri gruppi di fatto. Però se no sono soltanto l'artista, diciamo, veramente al cuore, come quelli che oggi interverranno qui, senza nessun contributo, quindi venuti qui a dare veramente il loro apporto, è importante. E questo è un esempio, ma ci sono tanti altri esempi che purtroppo sono esempi negativi. Ciò che sta succedendo nella nostra terra, a partire da Serrano, è un granellino di sabbia, di disastro, perché la Sardegna è attaccata da tutte le parti, non solo dal punto di vista energetico, ma tante altre cose che ci stanno portando via la terra da sotto i piedi, e questa è la realtà. E Sandro ha giustamente evidenziato che molti sardi stanno abbandonando le terre. È vero, dobbiamo riappropriarci delle terre, ma non solo, dobbiamo combattere chi sta cercando veramente di metterci in un posticino da qualche parte in questa terra e metterli, come è successo agli indiani d'America, creare una riserva per i sardi. Dobbiamo arrivare a questo. Per cui tutto il lavoro che noi faremo sarà proprio per riprenderci tutto quello che è la nostra anche identità, perché vogliono smembrare anche quella, la nostra identità millenaria. Per cui forza Varis a tutti!